Noi abbiamo la consultazione popolare nel DNA, saremo sempre favorevoli ai referendum, ma la divisione di Venezia e Mestre è un tema difficile da affrontare con la dovuta cautela in un momento migliore. Non c'è alcuna fretta. La dichiarazione del segretario provinciale della Lega, Sergio Vallotto, ha suscitato più di un mugugno tra i militanti veneziani del Carroccio. Io credo sinceramente si sia fatto prendere un po' dalla candidatura che ha avuto a Roma, perché per quanto riguarda il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre credo sia assolutamente una priorità per la Lega Nord. Era stato proprio Vallotto a chiedere l'aprile scorso la testa dell'assessore veneziano al commercio Francesca Davilla, rea di non aver rispettato la linea della Lega sul referendum. Il segretario provinciale pretendeva un'opposizione feroce sul tema al sindaco Luigi Brugnaro, ma ora che è candidato nel collegio di Venezia, sussurrano i maligni, i voti di Brugnaro gli farebbero comodo. Si trattava della presentazione dei candidati per la prossima tornata elettorale, di conseguenza forse avrà un attimino sbandato dalla linea della Lega. Elezioni o no, conclude Semenzato, predecessore di Vallotto alla segreteria veneziana del Carroccio, Brugnaro si è dimostrato un alleato inaffidabile. Continuo a vedere che il sindaco Brugnaro continua a non mantenere le promesse che aveva fatto in campagna elettorale, e ne abbiamo avuto secondo me una pessima dimostrazione anche in Consiglio Comunale di ieri, quando si è messo a piangere per l'area dei Pili, quando in campagna elettorale aveva detto che l'area dei Pili sarebbe rimasta così e non ci sarebbe stato alcun conflitto di interesse.